che è? Il commesso Pizzo è desiderato... Il commesso Pizzo, mio cugino! Che lavora in un centro commerciale, lo diciamo sempre, arriva gente strana, lui gli scrive tutte cose. Tutte cose mi scrivo. Sentiamo. Senti qua. Allora, cominciamo con il primo cliente. Sì. Il classico cliente olivicolo verticale in equilibrio precario. Che vuol dire? Un passolone mi sa gritta. Ok. Senti qua, dai. Sì. Il televisore in offerta da 660 euro è ancora disponibile? Sì, è ancora disponibile. Ah, bene! E quanto costa? Cioè, proprio... Giovedì alle 10:30. Ma scusi, ma che risposta è? Ma picchiato che domanda è? Allora, Ma che bonito! no, perché lui si innervosisce. Sentiamo. Allora, senti invece questo genio della matematica che si laureò con Topo Gigio, che cosa mi ha chiesto? Senti qua. Ma scusi una cosa, ma dove vedo il bollino 100%? Significa che alla cassa mi fate lo sconto del restante 70%? Che... No, è un limite di minchiate che posso sempre! Dopo 100% comincia a cafoggiare! Ma che bonito! Va, l'ultimo metteriamo perché mi ha bottato, Sì. Consulenza telefonica, Sì. quindi il cliente è dall'altra parte del telefono, io manco lo vedo. Sì. Squilla il telefono e sento... Senta! L'anno scorso è venuta mia figlia! E quindi... questo va! E niente, siccome mi ha preso uno di quei... come si chiama? Che io comunque mi ci sono trovata troppo bene. E niente, e siccome che per ora mi si è spasciato e me lo voglio ricomprare, lei se lo ricorda? Certo signora, me lo ricordo perfettamente. Ho presente chi è sua figlia. Ah, perché? Abbiamo la stessa voce? No, sparatissime minchiate! Ma che bonere! Ma che bonere! È stressato, lo dobbiamo aiutare, no? Lo dobbiamo aiutare.